Un uomo di 59 anni avvegliato accanto al corpo della madre 92enne morta da un mese. Il fatto è accaduto a Longobardi, frazione di Vibo Valentia. L'allarme è stato dato dagli abitanti della zona che non vedevano i vicini da tanto tempo e dal cattivo odore che veniva fuori dall'abitazione. Chiamata la polizia, gli agenti hanno scoperto la donna adagiata sul letto e il figlio piangente in preda ad uno stato confusionale. Sul posto è giunto anche il medico legale per verificare i motivi del decesso dell'anziana, mentre il figlio è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad una serie di esami. Sono tornati a protestare i 138 ex lavoratori della società interinale Obiettivo Lavoro, attualmente impiegati nell'ospedale di Crotone. I lavoratori in mattinata hanno affisso eloquenti striscioni nell'ospedale cittadino, in cui lamentano il mancato rispetto degli impegni nei loro confronti da parte delle istituzioni. Successivamente i lavoratori si sono recati in comune, facendo un presidio nella sala consiliare ed incontrando il sindaco Peppino Vallone. Per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, ad Acqua Formosa, piccola comunità arberesce nel Cosentino, si cerca di accogliere gli immigrati ed integrarli nel tessuto sociale locale. Nel piccolo paesino vivono 4 famiglie straniere e il primo bambino nato nel 2011 è stato un bimbo nigeriano. Quasi 10.000 presenze sabato sera nell'area Teti di Catanzaro Lido per assistere al concerto del cantautore Ron con circa 3.000 posti a sedere, un palco lungo 20 metri e 2 schermi giganti ai lati. Con il concerto del grande artista e l'orchestra sinfonica Terra di Otranto si è conclusa la rassegna Una città per cantare. Ron ha ripercorso i suoi 41 anni di carriera cantando i suoi più grandi successi, da Il gigante e la bambina a Quando sarò capace di amare, L'uomo delle stelle, Piazza Grande e così via.